Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di 7 in punto. Questa mattina parliamo di musica e lo facciamo con un grandissimo autore che è Mozart, protagonista di un viaggio in Italia che ha toccato la città di Padova, e da questa è nata una bellissima rassegna che unisce tanti interessanti ingredienti, curata e ideata da Paola Cattaneo, nostra ospite questa mattina, alla quinta edizione Mozart a Padova. Paola Cattaneo, direttrice artistica, ospite con noi anche il direttore del Conservatorio Pollini di Padova, Elio Orio, è violinista anche. Buongiorno, benvenuto. Quindi iniziamo da Paola. Quinta edizione, un percorso che nasce proprio da una ricerca importantissima dei luoghi toccati in questo viaggio di un giovanissimo Mozart a Padova, una scoperta che è passata dalle carte catastali a veramente trovare un mondo che si è visualizzato attraverso questa rassegna, un po' tutte le tappe di questo itinerario. Sì, intanto grazie, buongiorno. Il festival è nato appunto nel 2021, nel 250° anniversario di questo passaggio dei Mozart a Padova, 1771, marzo, esattamente il 12 marzo arrivano a Padova da Venezia. Quindi siamo proprio nell'anniversario perfetti. Il 12 marzo verso sera arrivano a Padova dal lungo viaggio, perché all'epoca da Venezia a Padova era un viaggio, a bordo del Burchiello, mangiano, bevono. Noi abbiamo questi racconti che sono fatti dal padre di Mozart, Leopold, che scriveva alla moglie e alla figlia rimasti a Salisburgo. Mozart aveva 15 anni all'epoca, quindi possiamo solo immaginare il Carnevale di Venezia, cosa deve essere stato per lui, e poi l'arrivo a Padova, dove c'era l'importante cappella musicale della Basilica del Santo e molti musicisti, cantanti, compositori da incontrare, perché è vero che i Mozart venivano anche per ricevere commissioni importanti, ma anche per ascoltare quello che si faceva in Italia. E in Italia faranno 3 viaggi difficili, perché in carrozze non quelle del Re Sole, ecco, proprio carrozze con legno duro, e Mozart ne scrive alla sorella dicendo non ce la faccio più, paesi in cui mangiano solo broccoli, e anche lì Mozart è disperato, basta broccoli, pietà, perché era un ragazzino in fondo, certo. Un genio, ma era sempre un ragazzino. Allora, io sono partita da una giornata a Mantova in cui sul Palazzo d'Arco ho visto la lapide commemorativa. Mozart aveva dormito lì a Mantova, e ho pensato, ma Mozart è stato a Padova, perché non c'è da nessuna parte un ricordo di questo? Voglio dire, stiamo parlando di un genio universale. Ma tra l'altro non è stato un viaggio così improduttivo, perché qui gli è stata commissionata un'opera importante, la Betulia Liberata. Per cui... La Betulia Liberata, noi abbiamo avuto una doppia fortuna come città, uno di averlo proprio ospite per un paio di giorni, e 2 un'opera commissionata da questo Giuseppe Jiménez d'Aragona, che risiedeva qui in città, in quella che è oggi l'attuale via Cesarotti, vicino al Santo, che gli ha commissionato questo oratorio, Betulia Liberata, che invito tutti ad ascoltare, si trova anche su YouTube. Ha delle arie meravigliose, bellissime, che assolutamente dovrebbero diventare il nostro inno. Allora, questa manifestazione pian piano è cresciuta attraverso le vie mozartiane europee, che attraversano proprio tutti i luoghi in cui appunto Mozart ha compiuto visite, concerti, incontri importanti. E ha unito insieme tutta una serie di istituzioni musicali. Questo anche è il senso della presenza del direttore del conservatorio, ma poi vedremo nel corso della puntata anche di altri enti e istituzioni importanti che si sono uniti in questo racconto, che è fatto di musica e non solo. Avete cominciato il 1° marzo questo viaggio nella musica attraverso appunto il viaggio dei Mozart a Padova, e lo concluderete ad aprile. Vogliamo dare 2 assaggi? Poi sentiamo anche il direttore. Sì, anche quest'anno abbiamo cercato di rendere partecipe un pubblico molto vario, molto diverso.
L'idea di questo festival, e in questo il maestro Orio mi sta molto aiutando, e con entusiasmo e grande ovviamente competenza e professionalità, per renderlo un contenitore. Cioè l'idea è quella di avere una città che sa che a marzo arriva Mozart, e quindi non solo grandi istituzioni, ma anche il jazz, il cinema, anche musica da camera, cioè proprio una città che festeggia la musica, cioè le musiche. Quindi abbiamo ogni anno ampliato l'offerta, quest'anno siamo a 10 appuntamenti e vogliamo ogni anno andare oltre e raddoppiarli, anche in progressione geometrica, e abbiamo sia concerti che delle conferenze comprensibili, non per super specialisti, ecco. Abbiamo concerti per organo, che è uno strumento meraviglioso che Mozart ha tanto amato. E domani, per esempio, che è il 13 marzo, è il giorno in cui proprio i Mozart hanno girato la città, e sappiamo dove sono stati appunto da queste lettere, la Basilica di Santa Giustina ospiterà questo incontro particolare con un percorso musicale, turistico-musicale appunto, dal Santo a Santa Giustina, perché Mozart è stato esattamente prima il Santo e poi a Santa Giustina. Quindi si potrà fare questa passeggiata raccontata. Questa passeggiata raccontata e accompagnata da Rossana Comida, che è una storica dell'arte e una guida turistica, e a Santa Giustina ci sarà una conferenza di Don Cristian Gabrieli proprio sulla storia di questo organo. Quindi sarà un incontro importante con le musiche di Antonio Bortolami a fare da corredo, e con questo inauguriamo l'importante presenza della Basilica nel nostro festival. Ricordiamo che lì abbiamo apposto lo scorso anno la terza targa commemorativa. Esatto. Adesso manca il portello. A questo proposito io farei subito sentire l'intervista di Don Giulio Pagnoni, che è l'abate di Santa Giustina, che ci spiega appunto, ci dà qualche anticipazione su questo piccolo viaggio alla scoperta dell'organo antico pure di Santa Giustina. Don Giulio Pagnoni, abate di Santa Giustina, è un momento speciale quello del Festival Mozart Padova, che tocca la Basilica per un motivo particolare. Sì, il motivo particolare è il ricordo della venuta di Mozart nella nostra Padova, nella nostra Basilica, nel 1771, proprio in questa data. E la cronaca scritta dal padre Leopoldo racconta che proprio nella nostra basilica suonò l'organo di Santa Giustina. Ecco, lo suonò anche probabilmente mosso dalla curiosità per il fatto che l'autore dell'organista arriva da Salisburgo. Sì, in effetti una parte di storia che forse non tutti conoscono e che era ben sviluppato, per esempio, dei percorsi culturali che attraversavano l'Europa, compreso il mondo monastico. Dall'ambiente germanico c'erano veri e propri pellegrinaggi di monaci che venivano mandati in Italia per vedere le ricchezze, ma anche la modalità di interpretazione della vita che si poteva riscontrare qui in Italia. E quindi anche Mozart in qualche modo fa parte di questo grande movimento, che allora era molto più difficile nello spostamento di oggi, ma che quindi era tanto più meritorio e pieno di curiosità. Ecco, sarà l'occasione per visitare questa antichissima basilica, ma anche un organo che ha una storia antica. Sì, la storia antica dell'organo verrà domani illustrata da un mio confratello, Don Cristian Gabrieli, in tutto il suo percorso. Vale la pena una sottolineatura quasi preliminare. Noi siamo abituati a pensare alle macchine come a qualcosa di fungibile, di sostituibile, che ha una vita estremamente breve. Quando si parla di un organo, invece, si parla di una macchina, di un corpo fonico che nel tempo cambia, per così dire, il suo aspetto, cambia forma, ma non cambia ruolo. E ci sono degli interpreti che si succedono nelle varie epoche, anche con sensibilità diversa. Di fatto l'organo che domani sentiremo suonare ha avuto l'ultima definitiva impostazione all'inizio degli anni 70 del XX secolo, quindi non sarà quello che Mozart ha trovato a Santa Giustina, ma un suo succedaneo, un suo successore, sicuramente ricco comunque ancora di caratteristiche. Ecco, si inaugura con questa visita anche una collaborazione importante con questa rassegna che sta prendendo piede a Padova.
Sì, ecco, la rassegna organistica che sta prendendo piede a Padova fa parte di quei percorsi, per così dire, di rinnovata consapevolezza. Ci sono i percorsi sulle acque, ci sono i percorsi delle mura, ci sono i percorsi artistico e storico-culturali. Si può dire da questo punto di vista che Padova è un laboratorio, un cantiere che attinge alle sue risorse, e quindi le istituzioni che domani parteciperanno a questo evento esprimono in qualche modo una concordia, un'associazione di intenti che ci fa molto onore. Ecco, di questo viaggio di Mozart rimane una targa e cos'altro alla Basilica? Sì, rimane con la targa, che ormai sta diventando un punto di riferimento abbastanza significativo. Ci sono persone che la fotografano, che la postano sui loro social e che appunto riconoscono Santa Giustina e più in generale la città di Padova come elemento all'interno di un loro percorso. A me piace sottolineare una caratteristica dei luoghi meno conosciuti di Padova rispetto per esempio a Sant'Antonio o alla Cappella degli Scrovegni. Gli altri luoghi fungono quasi da scoperta per chi arriva a Padova, hanno certamente bisogno di chi li introduce nelle ricchezze che incontrano, dei veri e propri traghettatori culturali, e crediamo anche noi che attraverso questo sistema di percorsi mozartiani di far parte, ecco, di questa buona accoglienza della città di Padova. Grazie. Allora, ripartiamo da qui con il maestro Elio Orio, che è appunto violinista e direttore del Conservatorio Pollini di Padova, che è parte importante di questa rassegna, anche con i suoi ragazzi, con gli studenti, con anche una visione d'insieme che sta aiutando ad avere questa manifestazione. Ci parli un po' lei di quello che è stato il vostro ruolo e come vi siete inseriti all'interno di questo contesto e quali sono anche i sogni, no, per farlo crescere. Ma innanzitutto è già il terzo anno che collaboriamo, l'idea è stata quella di suonare con i colleghi e per noi è anche un'occasione per fare musica. Ricordiamo che è proprio nello spirito mozartiano. Ricordo sempre come c'è stato nei suoi viaggi, ad esempio a Vienna, Mozart ha suonato con Haydn, con Paisiello, con altri musicisti, quindi era un fare musica che è proprio quello che facciamo noi in conservatorio. Quello di far suonare i ragazzi, ma anche di suonare tra noi docenti e di suonare tra docenti e studenti, perché è un modo di fare, diciamo, di laboratorio, di apprendistato, no? Quindi si impara a suonare anche stando a fianco di un professionista. E in più adesso stiamo con Paola, grazie a Paola, stiamo progettando anche molti ampliamenti. Mozart era un entusiasta di tutto, tutte le novità, quindi perché no anche il jazz nei prossimi anni potremmo coinvolgere, appunto il cinema è entrato, perché i film hanno attinto a piene mani dalla musica di Mozart, ma allo stesso modo sarebbe stato entusiasta di queste novità. E poi voglio ricordare, per chiudere, il fatto che Mozart, siamo in un periodo in cui si parla di Europa, e Mozart è stato veramente un compositore, il primo vero compositore europeo, perché con i suoi viaggi in tutta Europa ha assorbito tutte le culture di tutta l'Europa e le ha riportate nella sua musica e ne ha creato una sintesi, quindi noi dobbiamo veramente molto imparare da lui in questo periodo. Eh sì, sono questi artisti che fanno questi viaggi di conoscenza attraverso appunto l'Europa. Non aveva paura delle novità, non aveva timore degli altri. Grandissime innovazioni e sicuramente forse sono molto più dei tempi moderni, così confusi l'espressione di quello che si intendeva già allora per Europa, no? Esatto. Ecco, voglio solo ricordare che il 1° marzo è stato anche protagonista il maestro Orio assieme all'Open Ensemble del Conservatorio come violinista di un concerto proprio dedicato a Mozart e ad Haydn. E poi ci sarà anche un altro appuntamento con l'orchestra del Conservatorio Pollini a marzo, e anche in questo caso
non c'è solo Mozart, ma un percorso Certo. musicale che ha un senso senz'altro all'interno dell'architettura di questa rassegna. Allora, volevo anche, avevo detto all'inizio, nato da un percorso catastale, ma non l'avrete capito in molti, ma in realtà il palazzo appunto famoso che ha ospitato Mozart a Padova era un palazzo di cui non si conosceva più niente, per cui è stata necessaria proprio una ricerca sulle antiche mappe della città per riuscire a capire dove fosse avvenuta questa ospitalità padovana e che cosa sarà successo in questo palazzo. Avranno dato solo broccoli anche lì? No, assolutamente era ospite della famiglia Pesaro, la stessa dei Capesaro, Dei Capesaro, quindi certo. una delle famiglie più potenti della storia di Venezia. E il nome era andato proprio perduto, intanto perché i Pesaro hanno avuto un ruolo, ahimè, nel trattato con Napoleone e la conseguente, poi non per colpa loro, poveretti, ma si sa che l'ultimo arrivato è colpa sua, con la caduta di Venezia davanti a Napoleone, quindi era un po' andata una damnatio memoriae sul loro nome. Il Palazzo di Padova, che è straordinario, noi lo ricordiamo come Cornaro Priuli. E questo terzo nome, Pesaro, niente. Non c'era più. Non c'era più. E quindi ho dovuto fare proprio le ricerche all'Archivio di Stato, preziosissimo, fino a ritrovarlo. Ne ho trovati due, uno era all'altezza della vecchia dogana, perché i Pesaro erano sempre dazi, dogane, così, facevano le loro ricchezze. Siamo nella cronaca di attualità. Ecco, esatto. Ma era affittato, ho trovato poi che era affittato nel 1771, quindi ho trovato il secondo, che era quello giusto, in via Altinate, all'altezza della chiesa di Santa Sofia, dove appunto dalla famiglia Priuli per matrimonio è passato ai Pesaro, non voglio annoiare nessuno, ma era solo per dire che dentro a questo palazzo Priuli c'era una strepitosa, riportata negli archivi della Serenissima, collezione di strumenti musicali. Quindi Mozart non a caso ha dormito in quel palazzo preciso che conteneva ancora questa collezione, dove io mi immagino sempre si sia divertito con me. Un pazzo. Ah sì, devono essere stati 2 giorni intensi, ha suonato l'organo della Basilica, c'è stata la commissione, il viaggio col burchiello, quello che noi chiamiamo burchiello, all'epoca c'erano stati altri tipi di imbarcazioni. Borcello, Leopoldo lo chiama in italiano e lo scrive in corsivo, Borcello. Borcello, ecco, e quindi beh, insomma poi il programma lo vedrete online perché non abbiamo più tantissimo tempo a disposizione. Voglio citare però uno dei più bei concerti che avete, tutti bellissimi, però una istituzione padovana che sicuramente ha fatto la storia musicale della città. I solisti sono parte di quest'anno del programma musicale, sì. con un concerto che è la classica, il concerto di primavera. Hanno aderito anche quest'anno i solisti veneti, come sempre con il loro entusiasmo, e è stato un concerto veramente molto molto sentito e la sala era strapiena, veramente è stato un grandissimo successo. Io ringrazio molto i solisti veneti che sono sempre felici di partecipare alle novità a proposito appunto di aderire a nuove iniziative. Poi ringrazio tantissimo appunto la Basilica di Santa Giustina, ringrazio l'esercito italiano che ci ospiterà al Duomo dei Militari, ringrazio tantissimo anche il gabinetto di lettura che quest'anno è stato il promoter dell'intera iniziativa e che ha promosso proprio come istituzione culturale più antica della città questa idea del contenitore culturale. A questo proposito sentiamo proprio l'intervista ad Enzo Moi, vicepresidente dell'Associazione Gabinetto di Lettura Società di Incoraggiamento, antica istituzione padovana. Siamo con Enzo Moi, vicepresidente dell'Associazione Gabinetto di Lettura e Società di Incoraggiamento di Padova, una delle più antiche istituzioni culturali della città e non solo, anche nel suo ambito. Per la prima volta insieme a collaborare a questa organizzazione. Certo, è la prima volta, alla 5ª edizione, che partecipiamo all'organizzazione del festival. Per noi è molto importante perché si inserisce appieno in quella che è la nostra attività istituzionale e culturale che svolgiamo da quasi 2 secoli ed è molto importante per noi la possibilità di collaborare con tante istituzioni culturali e non solo padovane, perché ci consente di
finalmente riuscire a realizzare un nostro antico desiderio, che è quello di tornare al centro della scena culturale padovana proprio grazie alle collaborazioni con altre istituzioni e non solo per gli eventi che organizziamo autonomamente. Una Padova dalla storia antica, come quella appunto del gabinetto di lettura, società di incoraggiamento, e tra l'altro avete avuto un bellissimo restauro, quindi anche l'occasione per rimostrarvi appunto alla città, messi a nuovo completamente. Sì, su questo devo fare un ringraziamento sentito al Comune di Padova, in particolare al sindaco Sergio Giordani e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, in particolare al suo presidente Gilberto Muraro, che hanno sostenuto questo progetto, questa iniziativa, e ci auguriamo che continuino a sostenere, perché adesso c'è un impegnativo ancora di più, se possibile, progetto di restauro anche degli interni, che appunto ne hanno bisogno, visto che l'ultimo restauro risale a quasi 100 anni fa, e l'obiettivo finale è tornare a riaprire la biblioteca del gabinetto di lettura, che conta circa 60.000 volumi, molti dei quali rari, alcune prime edizioni, libri del Settecento anche, quindi prima della creazione della nostra associazione, e quindi tornare a riaprire nel tempo che sarà necessario la biblioteca e tornare quindi pienamente alla collaborazione con le altre istituzioni culturali padovane. Qual è l'attività del gabinetto di lettura ora? Allora, noi organizziamo presso la nostra sede, ma anche altrove, anche in luoghi abbastanza inusuali per la concezione che abbiamo di cultura, degli eventi come presentazione di libri, dibattiti, tavole rotonde, concerti ovviamente, anche mostre. Stiamo organizzando per esempio l'edizione attuale del Libro nel bicchiere, che si svolge, come dice il nome, in locali, diciamo, dove si va per altri scopi, quindi bar, agriturismi, ristoranti, pizzerie, e lì si fa cultura, insomma è un modo per noi importante per promuovere la divulgazione culturale in luoghi appunto non deputati a questo scopo solitamente. Abbiamo in programma poi una serie di ciclopasseggiate, questo in primavera, insieme agli amici della bicicletta, in alcuni luoghi urbanisticamente significativi di Padova, e stiamo preparando già l'edizione autunnale del Libro nel bicchiere, oltre a tutti diciamo gli eventi, i convegni, i dibattiti, le presentazioni di libri che svolgiamo presso la nostra sede, ma anche diciamo in sedi con cui abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione. Tra i tanti libri qualcosa su Mozart c'è? Qualcosa su Mozart c'è, adesso mi coglie un attimo impreparato perché non ho verificato esattamente, però sicuramente abbiamo delle pubblicazioni mozartiane. Qual è il problema in questo momento? Perché che noi, dovendo svolgere un progetto di restauro anche degli interni, abbiamo trasferito la nostra biblioteca completamente all'esterno, quindi in un magazzino, per cui adesso è inagibile di fatto, e quindi speriamo che la situazione si possa risolvere in tempi brevi. Ecco. Tra l'altro appunto durante il restauro sono state anche tante scoperte, libri, documenti, manoscritti, quindi c'è tutto un lavoro di catalogazione nuovo che viene fatto. Esattamente, quello che stiamo organizzando e quello che ci proponiamo di fare nel prossimo periodo, perché oltre al restauro appunto della sede, quindi dei muri, che è un palazzo storico. Che è un palazzo storico in piazza Insurrezione, la Casa dell'Angelo, nato come albergo, è un palazzo trecentesco e poi via via passato ad essere un'abitazione civile, e poi nel 1930 acquistato dall'associazione e poi diventato proprietà del demanio attualmente, per una storia molto significativa che forse non c'è il tempo di raccontare, ma è molto interessante.
Oltre appunto al restauro dei muri c'è il problema del restauro del contenuto di questa sede, quindi di tutto il patrimonio bibliografico che anch'esso ha bisogno di molte e attente cure. Ecco, abbiamo sentito appunto un evento complesso, sicuramente rappresentativo di tante anime della città, con una nota anche dolce per chiudere. Ci sarà... Sì, ci sarà anche quest'anno la pasticceria Graziati, che è in Piazza dei Frutti a Padova, che ci prepara, ci ha già preparato, per chi la volesse assaggiare, una Sacher magnifica con il logo del festival. Con il logo del festival. Ci possiamo quindi anche assaggiare Mozart. Quindi per questo periodo ci sarà anche una speciale Sacher. Grazie a Paola Cattaneo e al maestro Orio di essere stati con noi, e quindi siamo tutti invitati. Buona giornata, arrivederci.